piccolo dibattito che riguarda appunto questa rinascita, una rinascita dal sisma, e vediamo se è possibile fare qualche parallelismo con la rinascita post-Covid, premesso che il sisma ci faceva scappare di casa, uscire di casa, e il Covid ci tiene sostanzialmente prigionieri, e quindi questo è lo sfondo su cui ci muoviamo. Benissimo, Franco Jacob, veloce, telegrafico su Braganti, si può parlare vagamente di diserzione? Certo, è un qualcosa che capita imprevisto, improvviso e anche indesiderato, nel senso il direttore generale della più grande azienda sanitaria della regione, dai Monti al Mare, l'ex provincia di Udine, che credo, dopo aver manifestato più volte certi disagi, anche certe difficoltà, trova una strada veloce per uscire da una situazione complessa. È stato coinvolto anche nelle ultimissime vicende, pensiamo solo alla lettera degli anestesisti e ai rianimatori, su tutta una questione, hanno coinvolto i direttori generali. E non è l'unico, perché su 3, 2 hanno avuto questo destino in questi ultimi giorni, quello di Pordenone, no? Quindi va bene, adesso sentiamo invece Jacob, telemedicina, parolina, anzi una parola importante che però stenta a trovare applicazione, mentre sarebbe, poi magari lo chiediamo anche a Bassi che aveva già accennato a questo, sarebbe importante andare avanti. C'è un progetto regionale, ma lei mi pare abbia contestato i tempi soprattutto e forse anche i modi. No, la contestazione è il fatto che esista un progetto regionale, ma si è avviato una iniziativa, secondo me del tutto estemporanea, utilizzando quelle che erano le risorse raccolte dalla solidarietà regionale nei mesi di marzo-aprile, 1.700.000 euro, destinata appunto dalla comunità regionale a gestire quelle che erano le situazioni di emergenza, di solidarietà, perché questo è lo spirito della raccolta di fondi. Di questi fondi 1,4 milioni sono stati ancora al mese di maggio dell'anno scorso indirizzati su un progetto come dico estemporaneo, perché al di fuori di quelli che è la progettualità complessiva che è ancora in corso e su quale potrei dire due cose più dopo, ma su quello estemporaneo per acquistare 1.500 postazioni, iPad e sensori ovviamente diagnostici, pressione, cardiaco, e questo è quello che è, no? Per essere poi installati presso a domicilio di soggetti fragili, anziani, quindi persone che andrebbero monitorate nella loro destinazione, nella loro luogo di residenza, e concentrando poi gli esiti su una piattaforma che avrebbe dovuto essere poi collegata, e non si capisce bene come, con il sistema dei medici di medicina generale. Il progetto, qui il dottor Bassi credo possa confermarmi, è partito ancora, è stato approvato dalla Giunta al mese di luglio dello scorso anno, sì, perché era un progetto per emergenza Covid. Io ho interrogato l'assessore. Le polemiche sono scoppiate in gennaio. Sono scoppiate a gennaio perché a febbraio, il 2 febbraio, 1.350 postazioni di queste erano ancora ferme in dogana a Venezia. Bene. La risposta era quella, poi tra l'altro è stata anche quella che i mezzi di base non sono disponibili, non hanno disponibilità ad utilizzare, a lavorare con questo, non capendo come un progetto di questo tipo possa essere ancora, dico, in piena terza ondata, no? Ancora fermo nelle pastoie di chi deve molto vederlo, di chi deve installarlo. La telemedicina non si fa così. Penso invece, scusa se dico una cosa ultima, finale, perché poi dovrebbe invece essere verificata ed inserita, ad esempio, perché no, nella scheda 5 del PNRR approvato dalla Giunta regionale, per fare della telemedicina e del servizio comunque di diagnostica a distanza una delle innovazioni collegate con il servizio di medicina territoriale. Qui non si sono coinvolti i medici, si è fatto un progetto estemporaneo. Bene. Credo sia ancora lì largamente in attuato. Risposta di Riccardi: il 3 febbraio nella gestione delle donazioni per l'attivazione del sistema di telemedicina questa amministrazione ha sempre applicato le leggi vigenti. Chi muove attacchi inutili e pretestuosi, che cosa avrebbe fatto di diverso? Che ha governato questo paese e il Friuli Venezia Giulia, perché non ha mai modificato le norme? Di telemedicina si parla da anni e solo chi cerca polemica a tutti i costi poteva pensare che fosse possibile realizzare in poche settimane
un progetto così complesso. Sì, Bassi. 15 installazioni a febbraio, sperimentali, a febbraio del 2021 su un progetto che doveva servire per monitorare le crisi Covid, le situazioni Covid nelle famiglie, forse lavorando con i medici di base, come dice il dottor Bassi, e pensando come utilizzare 1.400.000 euro di donazioni pubbliche per la solidarietà, magari acquistando tamponi, strutturando appunto la possibilità degli interventi, ragionando con il sistema del territorio su come utilizzare queste risorse per assistere veramente, perché no, anche un camper, attrezzare un camper per le vaccinazioni nei luoghi remoti. Molto bene. Da Pontebba devono andare alla Tisana a fare il vaccino. Anche da Sappada mi pare. Cerchiamo di capire. Anche da Sappada. L'Uncem, Veneto, Lombardia, l'Uncem ha fatto l'accordo con le aziende sanitarie e gira il camper per le vaccinazioni nei luoghi remoti.